La regione siciliana sostiene l'editoria, il turismo, gli enti culturali, la ristorazione, un'occasione che non bisogna assolutamente perdere. Ad annunciarlo il deputato regionale della Lega e presidente della commissione speciale all'Ars, onorevole Carmelo Pullara. Il decreto, dichiara l'onorevole Pullara, mira a offrire sostegno alle imprese, al settore editoriale e agli enti culturali pressati dagli effetti economici a seguito della pandemia di Covid-19, dell'impatto della crisi energetica e dell'aumento dei costi delle materie prime. Il primo intervento, spiega il licatese onorevole Pullara, si riferisce al voucher Garanzia Confidi per le attività di cui alla convenzione sottoscritta nel 2020 tra IRFIS Finsicilia e Asso Confidi Sicilia, uno strumento che viene incrementato di 500.000 euro. Viene incrementato di 5 milioni di euro anche il contributo a sostegno delle imprese operanti nel settore dell'editoria, cartacea che digitale, da agenzie di stampa operanti nel territorio siciliano ed emittenti televisive. Il decreto dispone anche di incrementare la quota del Fondo Sicilia destinata a questi utilizzi, ma il fondo di rotazione per gli interventi straordinari, stanziamento originario pari a oltre 18 milioni di euro, vengono anche rafforzate le misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia destinate agli esercizi di ristorazione. La pandemia, continua l'onorevole Pullara, ha destabilizzato l'economia, inferto ferite profonde in tante aziende, il cui futuro oggi è ancora incerto. E questa rappresenta una grande occasione di ripresa di quelle aziende e imprese quasi al collasso a causa della pandemia. Si tratta, conclude l'onorevole Pullara, di sostenere con le risorse pubbliche i finanziamenti che verranno erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari.